L'intelligenza artificiale come strumento chiave per rivoluzionare la gestione delle emergenze e il futuro della sanità. Questo è il tema al centro della prima giornata del Laboratorio Sanità 2030, l'appuntamento aperto a Villamanin dall'assessore regionale Riccardo Riccardi. A fare il punto sulle potenzialità di questa tecnologia è intervenuto il presidente della regione Massimiliano Fedriga, sottolineando come l'IA possa garantire una capacità previsionale senza precedenti, passando da una gestione reattiva della crisi a una proattiva. Il presidente ha citato come esempio virtuoso il progetto regionale Agorai, nato dalla collaborazione tra pubblico e privato per monitorare il rischio idrogeologico. Il governatore ha poi tracciato un parallelismo con l'esperienza della pandemia. Il Covid, spiega Fedriga, ha mostrato limiti di un sistema privo di strumenti previsionali adeguati, costringendo spesso le istituzioni a decidere nell'incertezza, come è avvenuto durante le chiusure scolastiche in assenza di dati certi. Tuttavia, Fedriga ha espresso un monito sul fronte europeo, avvertendo che un approccio normativo eccessivamente rigido rischia di frenare l'innovazione, spingendo lo sviluppo tecnologico fuori dai confini europei. Secondo Fedriga, il modello vincente risiede nel partenariato pubblico-privato. Le istituzioni devono saper dettare i bisogni, lasciando al mercato il compito di sviluppare le soluzioni. Infine, una riflessione sull'impatto sociale. Pur non guardando al futuro con timore, il presidente della regione ha invitato a non sottovalutare i rischi della transizione, come lo squilibrio occupazionale e la concentrazione della conoscenza. Sanità ed emergenze in generale, anzi l'intelligenza artificiale sulle emergenze sanitarie e di protezione civile può svolgere un ruolo fondamentale sia per garantire le capacità previsionali, che sono la grande svolta per la risposta, dall'altro quindi per un'organizzazione del sistema che possa dare risposte efficienti nel più breve tempo possibile. Le capacità previsionali garantite dai big data e dall'intelligenza artificiale svolge un ruolo fondamentale in questo.